ricordo che sto sottoscrivendo la stessa cosa dei stati precedenti, quello di non mettere a fatto un corpo figurativo del carro, in quanto tutti i carnevali in occasione molto vicina a del preso parlo di agosto. Quindi tutti i punti e tutta la figurazione del carro devono restare a disposizione del municipio e noi del comitato. Molti amici, lasciamo accendere questo carro e accogliamolo comodamente. La denominazione del carro è Don Fermo Addomato di Cucciara Antonino. Basta così. Va bene, potete sospare. Amici, il carro allegorico Don Fermo Addomato. Un applauso e sentiamo la presentazione del carro, soltanto la presentazione in quanto libero l'avete già sentito. L'inverno ha suonato, stanotte sono un popolo suonato, ci fate che cantato, perché ora adesso tanti, ci leggo un mozzona, che stanno come nato, l'inverno ha suonato, stanotte soffocato, non l'ho mai visata, la vita in queste case, sono vent'anni mani di chi c'è Jessica, chi pensa di la mangiare e sta sempre a mangiare. Al carro e ascoltiamo la presentazione ufficiale. Considerato gatto, pariana cascacchiera, uomini che allora non erano petini, in giro circolavano, arcieri correggini, quante torre Reggio va per un ora che ritorno non se va via, giriamo torno, in spessa la via, per la regina felice, faremo la sinistra, davanti a sopparo, sfondati di questa, dentro le già. Grazie anche voi di questa breve apparizione ma molto efficace. Ed ecco qui l'altro carro in programma. Carro allegorico Asso Piglio Tutto, il Fauci Giuseppe. Basta così. Lasciamo accedere il carro. Al quale carro ricordiamo ancora una volta, dopo l'esibizione dell'inno, potranno fare la presentazione e quindi sfilare. E mi raccomando, quando smonterete il carro non distruggete i pupi, va bene? Perché serviranno del mese di agosto. Torno a ripetere, Asso Piglio Tutto, il Fauci Giuseppe. Un caso eccezionale davvero, e raffreddato ci spona, è un'ora che siamo
fermi e siamo raffreddati anche noi, siamo presi di freddo. Non so se dovete passare il microfono, noi ci atteniamo a quelle che sono le disposizioni. Un attimo, siete entrati con l'inno, continuate con l'inno, una breve presentazione del carro e potete pure sfilare, basta così con la vostra amplificazione stessa. Grazie. Potete sfilare ancora qualche metro avanti. Asso, piglio tutto. Buonasera a tutti da parte del carro allegorico Asso Vigliadotto. Dovrei dire alcune cosine. Anzitutto è chiaro che il nostro carro, essendo formato da un gruppo di gente familiare, tant'è vero chiamata la carrozzata delle famiglie dove ci sono marito, moglie e figli, è logico che per serietà, anche se carnevale, noi rispondiamo delle proprie azioni come tale, rispettiamo al 100 quelle che sono le disposizioni da parte del Consiglio organizzativo. Però tengo a precisare una cosa, che il Carnevale di Sciacca, la prerogativa del Carnevale di Sciacca sono le recite e il copione. Chiaramente c'è qualche cosa nel gruppo organizzatore che non funziona. Perché? Perché i carri allegorici, almeno quello che è l'ultimo giorno, è giusto che si esibiscano per tutta la gente che viene da fuori. Noi, ripeto, vi salutiamo affettuosamente perché vogliamo essere parte, vogliamo dare un contributo a quello che è la manifestazione del Carnevale di Sciacca, che quest'anno è stata davvero eccezionale. Allora un applauso, lasciamo passare il carro, molto bene, procediamo splendidamente. Buonasera a tutti, via Pollino. Presentazione di questo carro. Dicevo i costumi dell'asso di bastone e l'asso di denare offerti da Angelo Maniscalco. Poi abbiamo il gruppo elettrogeno offerto da Beppe Gatto, da Rivera, Tommaso Sanità e poi l'impianto stereofonico con tutte le luci, con tutti gli altoparlanti offerti da Nino Fricia in Teso Coccio.
se vuole può fare qualche metro ancora in avanti. Molto bene, in modo che tutto il carro si possa vedere ed essere immortalato dai nostri obiettivi. Benissimo, basta così. Accogliamo anche questo bravo carro con un altro applauso. Stiamo ascoltando il loro inno e dopo la presentazione ufficiale, dopodiché il carro potrà muoversi liberamente. Signore e signori, buonasera. Cercheremo di essere brevi per lasciare spazio agli altri danni e soprattutto per attenersi al regolamento, come qui non si usa. Comunque, andiamo ad incominciare per presentare gli artefici di questo carro. Il carro è stato ideato e realizzato da Enzo Casamassima, Salvatore Vissuto, Nino La Monica, Marco Pestivegna, Leonardo Interrante. Un ringraziamento di non dimenticare nessuno, un ringraziamento particolare va alla ditta che ci ha fornito il trattore e al trattorista qui presente, Damiano. Inoltre dobbiamo ringraziare Idraulico Leone perché ci ha fornito il gruppo elettrogeno di una funzionabilità veramente eccezionale. Da ringraziare inoltre la Falleggianeria di Nino che ci ha fornito il materiale e la manodopera per la costruzione di questa simpatica casetta, almeno spero di simpatica. Ora, la comunicazione per la comunicazione mi sento un po' male, abbiamo avuto degli intoppi tecnici dovuti al maltempo e alla pioggia, quindi scusateci. L'impianto, questo impianto elettrico, come vedete, di una bellezza tipo unica, è stato realizzato dal presidente Enzo Casamassima. Per non dimenticare nessuno. Comunque qui mi ricorda il fratello Lorenzo che deve essere ricordato. Ha collaborato anche lui, diciamolo pure, alla realizzazione di questo caso, Nino Casamassima. Ora per essere brevemente salutare e arrivederci. È stato un carnevale meraviglioso, sono estasiato, una cosa unica. Arrivederci e grazie! Ringraziamo anche quest'altro carro con un altro applauso e lasciamolo passare liberamente. Forza con le macchine! Cantón e Polío.
in poesia del carro. Attenzione, lasciarlo passare, fatemi da parte un attimo, in modo da consentire il passaggio del carro. Grazie che tutto proceda liberamente. Basta così, va bene. Anche per questo carro ritorniamo a ripetere lasciare questi meravigliosi messiccani, questi cantori a disposizione del comitato, perché nel mese di agosto serviranno ad addobbare nuovi carri per un estemporaneo carnevale in agosto. Forza amici, dopo l'inno la presentazione del carro è stop.
Budapest. Con la partecipazione di Giampaolo Di Matteo, Lorenzo Paolo Pasquarello, Giorgio Felice Cesare D'Amico, Guglielmo Intanto di Cercapena e tutti i cavalieri che stanno qui. Luigi di Stefano Arno e Giuseppe Maltese. Figlio Erika Piani di Sottogarattori e Supernario Sicuro Di Matteo. Il complesso Luca Bagliere. Buona fiesta al cittadini di Stafetta. A tutti di Alta la città. Con la testa Michele Riotto ringraziano l'azienda di cura, il comune di Sciacca per la ben riuscita di questo carnevale di Sciacca 1983. Un saluto particolare a tutti i forestieri e naturalmente a tutti gli sciacchietani. Poi l'impianto di questo carrozzone è stato fatto da Pippo Cortese e Stefano Angolo, ce lo eravamo dimenticati, scusate. Vai! L'amplificazione di Gino Vadaloni. Ringraziamo Riccardo, questo nel carnevale, accompagnato con un applauso e si conclude così questa nostra passerella questa sera dedicata ai carri allegorici. Carri allegorici che nelle 2 sere precedenti si sono esibiti anche nella parte recitativa. Questa sera non è stato possibile includere il programma per il numero rilevante di carri o per la minaccia costante del tempo. Ora sempre le cose sono migliorate, comunque meglio così abbiamo tempo di poterli giudicare perché lo abbiamo già ascoltati. E la prossima giornata come quella di Polvere domenica già sarà in possesso del verdetto che poi in serata vi verrà ufficializzato. Amici, qualche notizia anche per sapere l'immediato futuro: verso le 22:30 la nostra politica maschera cavalleresca del Pepe Nappa sarà arsa qui dinanzi alla piazza, quindi un grande fenocolo, un gallo torno, una grande gioia. Dopodiché concluderà questa nostra manifestazione l'immancabile gioco a Quile Tecnico. Frattanto il nostro tecnico manderà in onda una